Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Eccoci, ciao amici di vini friulani, sono Wayne Young, benvenuto alla Taverna Friuli Wines. Questa settimana professore Enos Costantini, grandissimo ricercatore, grandissimo professore esperto di vitigni friulani. Super contento di averlo qua per Ottobre Rosso Refosco. Se stai ascoltando questo prima del 27 di ottobre 2023, c'è il gran gala di Ottobre Rosso, il gran finale del mese di degustazione e eventi dedicati al refosco e tutti i rifoschi. Infatti, durante questo episodio, durante questa puntata, parliamo io e Enos tantissimo del refosco, del nome refosco, del vitigno refosco, del vino refosco, tutte queste cose particolari, no? La storia, quanto lunga è, quanto corto è. Molto interessante, è stato un grandissimo piacere di avere un esperto, un persona, un autore pubblicato in diversi libri, insegnato all'università per tanti anni, anche degli amici, anche produttori che conoscono Enos Costantini come professore proprio. Comunque, se siete in giro del Friuli il 27 di ottobre a Villa Claricini a Moimacco, sarà la grandissima serata di 40 produttori di refosco, masterclass importanti dove si può assaggiare anche delle annate vecchie, veramente un evento che io ho sognato da 2 anni fa quando ho creato questo evento, questo mese di concentrazione sul refosco. Comunque, andiamo avanti, dai, sentiamo questa bellissima conversazione con Enos Costantini. Allora, come posso dire? Professore, dottore, come posso darti come, diciamo, titolo? Io ero professore tanti anni fa, quindi okay. Dottore non... Dottori non accetti? No, perché i dottori sono quelli che curano le persone. Poi so che in Italia sono tutti dottori. Ma esatto, ma io ricordo, questa è una storia vera, perché ho la laurea negli Stati Uniti. Sì. E ho sentito che, ok, tutti in Italia se prende la laurea sei dottore. Ho detto, ok, adesso mi metto sul mio biglietto di visita dottore. Sì. No, ma ovviamente stavo scherzando. Però no, professore. Bah, come vuoi, mi chiamano tutti Enos, per cui non è un problema. Ok, Enos va bene allora. Perfetto. Ok, Perfetto. È un piacere di averti qua. Bene. Allora, dimmi un po' ovviamente tu sei profondamente collegato con le storie delle vitigni qui in Friuli Venezia Giulia. Puoi raccontarmi come hai entrato in questa storia, cosa ti ha tirato dentro questo mondo? Sempre, non solo per i vitigni, anche per altri argomenti, quando vedo che non esiste materiale, non hai niente da consultare e soprattutto tanta gente, compresi quelli dell'Accademia, dicono stupidaggini sull'argomento, mi metto a studiarlo. Bravo. Per cui pur non essendo uno storico e non ho gli strumenti che può avere uno storico, mi sono messo a studiare, assieme ad altri anche all'inizio, la storia dei vitigni in Friuli. Ok. Dove per vitigni intendo varietà di vite, grape variety. Esatto. Perché per molti giornalisti il vitigno è il vigneto. Ah, sì, vitigno e vigneto per certi giornalisti. Solo per certi giornalisti che non conoscono la materia, non conoscono l'italiano forse. Allora, vitigno e grape variety, allora stiamo parlando del tipo di uva. La varietà, proprio la varietà. Okay. La varietà, Merlot, Cabernet, Tocai, quel che è. Ecco, quelle è proprio le varietà. E cosa hai trovato tante informazioni sbagliate su queste cose? Su questo argomento delle non varietà? Informazioni, ma quando
andavi a sentire una conferenza, un incontro, un dibattito sul vino, c'era sempre qualcuno che tirava fuori le storie dei vitigni in Friuli, confondendo mille cose, sbagliando i documenti, sbagliando addirittura di secolo. Sai che 300 anni sono 300 anni, insomma, Certo. no? Se tu mi dici che Carlo Magno era nell'anno 1000, non è proprio giusto, è come dire che Napoleone era qui ieri l'altro, e queste erano le cose. Ok. Senza contare che dei vitigni friulani non si sapeva niente, cioè nessuno diceva qualcosa, tranne l'eterna storia del vino, non vitigno, vino Puccino, Ok. perché era citato da Plinio, e quindi a partire dal 1500, quando il Mattiolo, ha cominciato a dire che Plinio ha scritto del Puccino che si faceva qui, probabilmente nella zona di Duino, probabilmente, da lì tutti continuano tuttora, quando c'è un incontro, a tirare fuori questa storia del vino Puccino, che poi i romani non conoscevano nessuna vite che si chiamasse Puccino, era semplicemente un toponimo che ha dato il nome al vino fatto lì, ed era sicuramente un vino medicinale. Per Un quello vino che, medicinale. Ma sì, perché l'imperatrice Livia è arrivata fino a 82 anni, ha scritto Plinio, bevendo quel vino lì. Sì, ma sono storielle che con la storia Sì. vera non hanno niente a che vedere. Ok. Ecco. Allora tutta questa storia che il Puccinum che è Refosco è completamente sbagliato. È una stupidaggine grande come una montagna. Dai. Allora secondo te cosa potrebbe essere questo Puccinum? Non lo sapremo mai, era un vino fatto con le viti dell'epoca e non sapremo mai quali forse saranno non ci le sono viti più. dell'epoca, ma sicuramente non ci sono più, Ok. evidentemente. Poi era un vino speziato probabilmente, o comunque medicinale, e chi lo saprà mai. Forse trattato con qualche erba, forse trattato come un amaro, come un digestivo. Non potremo mai saperlo. Non si può sapere. Una volta che lo hai citato, se vuoi fare la storia del vino in Friuli, non dei vitigni, basta, no? Ok. E così per il Tokai. Sul Tokai si continuano a dire, c'è tutta una favolistica sul Tokai, si continuano a sparare stupidaggini raffiche anche su riviste di un certo pregio. E vabbè, ognuno può raccontare quel che vuole, nessuno ti manda i carabinieri se sbagli. Che cos'è la più grande stupidaggine che raccontano su Tokai? Quella che lo senti ripetuto Che è più sempre volte. venuto dall'Ungheria, che era qui coltivato già nel 400, oppure ok. nel 700, e che poi è arrivato in Friuli, dal Friuli è tornato in Ungheria, addirittura qualcuno dice che dal Friuli è andato in Ungheria, ovviamente prove non ci sono. Con i formentini, che l'ho sentito anch'io quella storia. Sì, va bene. Allora, furmint è una parola neolatina, non è certamente una parola ungherese, però anche gli ungheresi adottavano parole neolatine, soprattutto se era questione di dare prestigio, Ok. anche perché il furmint non è originario dell'Ungheria, viene dalla penisola balcanica, aveva anche altri nomi, eccetera, eccetera. Ok. Quindi ho visto un po' anche la storia dei vitigni ungheresi, ma insomma non è che ci riguardi poi da vicino, no? E quando hai cominciato con questo studio? Penso... Dunque, quel lavoro lì sul Tokai, sul Refosco, l'ho finito nel 2003-2004. Ok. Sì, sì. Poi ho cominciato col Refosco perché hanno fatto un libro su Scodovacca, che è tuttora considerata la patria del Refosco. No? Scodovacca è il comune di Cervignano, non so se sai. Sì, quello che l'abbiamo parlato prima, no? No. No, se tu vai a Scodovacca c'è il cartello quando entri ok, nel proprio paesino, a Scodovacca. quattro case, c'è Ok. scritto la patria del Refosco proprio, ci tengono tantissimo, sì, ok. perché le prime alcune delle testazioni storiche sono lì di Scodovacca, poi lì c'era una famiglia di nobili, evidentemente, che facevano il Refosco più pregiato, che era il Refosco passito. Ok. Che la storia del Refosco sta nell'appassimento, nel vino dolce, tutte queste belle cose. Quindi Scodovacca giustamente, no? Ci tiene, sono 4 case, ma ci tengono a essere la patria del Refosco. Stiamo parlando di una zona di pianura. Di pianura, certo, Esatto. certo, ma il Refosco era fatto in tutto il Friuli e direi soprattutto in pianura. Parlo di vino, non di viti. E sono due storie che corrono parallele e che convergono sempre, ma che bisogna tenere un po' separate. Ecco. E poi il lavoro più bello è stato fatto con 2 miei amici, periti agrari entrambi, forse conosci Carlo Petrussi, uno dei due, Certo. l'altro Claudio Mattaloni, che è uno storico fenomenale. Abbiamo fatto 2 volumi grandi così, intitolati
Storia e cultura della vita in Friuli, deve essere qualcosa del genere. Genere. Vabbè, comunque sono 2 volumi e il secondo volume è un vocabolario con tutti i vitigni che sono passati in Friuli. Ok. E io ne ho contati, perché bene o male l'ho fatto io, più di 600 vitigni. Che sono passati da qua. Sì, che sono arrivati, sono stati 1 anno, sono stati 20 anni, sono stati, non lo sapremo mai, magari anche, non lo so, 100 anni, qualcuno magari soltanto ha un nome su un catalogo, e altri, vabbè, il Merlot è arrivato qua nella seconda metà dell'Ottocento, così il Tokai, così il Pinot, e sono rimasti qua, sono diventati friulani, insomma. Sì, No, comunque ce n'è circa 600, no, più di 650 credo. Io ho sempre detto che ci sono certi vitigni che forse non sono cosiddetti autoctoni, però quando arrivano in un posto diventano autoctono perché c'è qualche simbiosi tra questo vitigno e questa terra, questo Certo. posto. Certo. Friulano è uno di quelli. Sì, Friulano non ha una fama in nessun'altra parte nel mondo a parte del Friuli, giusto? Sì, Tokai. io continuo a Sauvignon chiamarlo Blanc. Tokai e certamente a tutti gli effetti, cosa vuol dire autoctono? Esatto. È autoctono è uno che è nato e cresciuto in un certo posto. No? Il Tokai è nostro, sì, lo sappiamo tutti che l'origine non è ungherese, è francese, eccetera, però in Francia si trova solo, penso, in qualche collezione varietale, cose così. Da noi invece è scoppiato letteralmente. Sì. Friuli un pochino qui vicino a Slovenia, un pochino, anzi tanto, forse purtroppo, anche nella provincia di Treviso e nell'attuale provincia di Venezia. Questo però in tempi molto recenti. Ok. È inutile dire 400 anni fa, 300 anni fa, no. Una centinaia di anni fa. 100 anni fa il Tokai sì, era presente. I primi dati penso che li abbiamo negli anni 30, ma il più coltivato era il Riesling italico. Ok. Poi il Verduzzo, il Tokai era al terzo posto. Ok. Negli anni 39, credo, qualcosa del genere. Ma neanche Verduzzo è un vero autoctono. Sì, il Verduzzo sì. Verduzzo sì. Sì, Verduzzo certo. è proprio dal posto. Non... Sì. Io ho pensato che uno dei più friulani dei friulani è sempre Verduzzo. Sì, su questo non ci piove. Ok. Ovviamente una volta, come tutti, non si faceva il vino di Verduzzo, si faceva un vino chiamato magari bianco, chiamato vino dolce, cose così, perché le uve venivano tutte mescolate. Certo. Che ne so, io ho i cataloghi lì, gli elenchi delle uve facciamo 1871, mi pare siano 160 nomi di vitigni, ma non c'erano 160 vini. Certo. Ecco, i vini erano 3 sostanzialmente. Perché avevi Bianco, il rosso e refosco, dolce. bianco, rosso, dolce poteva essere, e come nomi che si distinguevano c'erano, facciamo tutta questa zona qua, c'erano il refosco e il picolit. Ok. Colli, c'era la ribolla. Questi erano 3 nomi specifici precisi. Ribolla, refosco chiaramente, e picolit. refosco e picolit. Sì. Ok. Sì. E in picolit, sì, a partire dal 600 anche il picolit, sì. Allora questa è una domanda retorica che ho fatto tante volte quando ho parlato di friulano, quando ho parlato di Cabernet Franc anche, e ho sentito anche questo sentimento proprio questa mattina. Quanto tempo ci vuole per un vitigno per diventare autoctono? È 1 secolo? È 2 secoli? È 5 secoli? Che cosa? Perché tutti i vini sono arrivati di un'altra parte a qualche punto nella storia, no? Dalla Grecia o dalla Turchia o dall'Armenia, qualcosa così. E allora però l'idea è, e ho sempre fatto questo, però forse tu puoi mettere un parametro, un'idea, puoi focalizzare l'idea di quanto tempo ci vuole per un vitigno diventare autoctono. Lì non puoi fissare un numero di anni, puoi dire, questo è quello che ho sostenuto, quando entra nella cultura del posto. Ok. Intanto cambia nome, tipo il Tokai era Sauvignon As, ha preso il nome di Tokai, che però nel cividalese si chiamava Tokai, si chiamava Aleatico, e nella zona di Gorizia mi pare si chiamasse Madera, per dirti. Ok. Quindi vini dolci, perché il Tokai piaceva dolce, tu poi è diventato il vino secco. Quindi poi sul Tokai hai delle poesie, a partire dal 1906,
c'è una poesia che è la prima citazione del Toccai, forse, 1906 credo, comunque quegli anni lì, sì. In una poesia? Certo, la poesia l'ha fatta un tecnico, Francesco Cocceani di Galliano, qua, che ha messo su anche il vivaio, dopo che è arrivata la Filossera, il primo vivaio grande, questa parte del Friuli, è stato fatto a Galliano, ci sono ancora i vecchi edifici lì, eccetera. Sì, Francesco Cocceani. A Galliano? Sì, comune di Cividale. Certo. E lui firmava le poesie Checco. Cioè, Checco è Francesco in pratica, no? Ecco. E allora fa la solita rima, il toccai al pare vie mai e cose così. Però è anche, secondo me, la prima attestazione vera del toccai, perché negli anni prima, sì, c'erano dei segnali che certe viti potevano essere toccai, no? Si parlava di toccai grigio, toccai bianco, e quindi potevano essere pinot, per esempio, perché il pinot grigio era detto toccai grigio e avanti, quindi non era certo, invece lì siamo proprio sicuri. Poi in quegli anni lì cominciano i vivai, e chi faceva vivaistica faceva sempre anche un piccolo catalogo dove c'era scritto toccai bianco, e lì insomma era il nostro, insomma, no? Non si Mi piace quella definizione lì, che quando si entra nella cultura locale, quindi tu hai canzoni, ne ho sentite anche, ho fatto anche il libro sul toccai, se non ce l'hai te lo regalo, canzoni, poesie, modi di dire, e dopo quando la gente lo sente come suo, perché tutti i friulani sentivano il toccai come suo, come esatto. proprio. Le Furlan, più furlano del toccai non si può, insomma. Si può quasi dire la stessa cosa del Merlot qui in Friuli. Si potrebbe dire la stessa cosa del Merlot, però anche perché il nome sembra friulano. Merlot. Sì, perché è francese, tra l'altro dove è nato in Francia ha un altro nome, Gros Vidur, cioè vite dura vuol dire, vabbè. Merlot, ma anche il friulano Merlot ha lo stesso senso che ha in francese, cioè merlo in pratica, no? Sì, esatto. Ecco, quindi, sì, lo puoi considerare friulano, però cos'è successo? Che mentre il toccai è rimasto qui, il Merlot è diventato vitigno internazionale. Quindi dire che è nostro, che nella nostra cultura è un po' eccessivo. Questo sì. Ok. Sì. Mentre altri, ti faccio ancora questo esempio, il Frontignan, che è stato sempre sentito come friulanista, adesso è scomparso. Frontignan è una cittadina della Francia meridionale dove si fa un famoso moscato, no? Muscat de Frontignan, che è bianco. Seconda metà dell'800 facevano arrivare viti da tutto il mondo, compresa la Francia, arrivano partita di viti al conte Ottellio, una partita di viti che lui voleva fare il moscato di Frontignan, bianco, pianta le viti e viene su un'uva nera. È sempre rimasto per più di 100 anni col nome di Frontignan. E nella bassa e anche di là dell'acqua, cioè sotto Spilimbergo, così si coltivava molto, col nome di Frontignan, che non è assolutamente il moscato di Frontignan, no, certo, è un tratto è nero. Poi col DNA si è scoperto che una vecchia varietà, sempre sud-ovest della Francia, della zona Pirenei, che si chiama Fer, e quindi sinonimi. Però era sentito come vino nostro. Esatto. Vitigno e vino nostro, questo sì. Come si sentono tuttora nostri certi ibridi, perché se tu chiedi del Clinto, ma anche in Veneto, no? Il Bacò e questi qua, la gente era convintissima che fossero vitigni nostri, proprio tradizionali, anche perché questo sapore duro, no? Che non piaceva ai tecnici, allora proprio contadino nostro e via. In realtà sono ibridi arrivati l'altro giorno. Quindi, esatto. Però, mi sembra che anche Matteo Bellotto ha raccontato la storia per il podcast sul Merlot, che quando ha detto al suo padre che Merlot era un vitigno francese, il padre non poteva essere convinto. No, è friulano, è Merlot, è proprio nostro. No, viene dalla Francia. No, è impossibile. Il padre non voleva accettare che questo vitigno non era friulano. Il nome è anche friulano, cioè in questo caso, non che le due lingue si assomiglino molto, ma in certi casi sì, perché Merlot è sia friulano che francese, uguale, come Grave per esempio, no? Esatto. O come Blanc. Esatto. Sì. Parliamo un po' allora del Refosco, perché siamo qui per il nostro Ottobre Rosso Refosco.
questa serie di eventi che verrà nel mese di ottobre, dove hai gentilmente concordato la partecipazione sua su uno dei masterclass, e sono molto contento, molto lieto di averti come relatore per questa cosa. Allora, volevo un po' sentire da te, perché ovviamente hai scritto tantissimo su questo vitigno. Sì, ero partito per fare 2 pagine, sono diventate 35. Vabbè, succede sempre così. Ovviamente devo proprio tuffarmi dentro questo documento, però Refosco per me è quel rosso che viene bene, abbiamo parlato su questo sul telefono l'altro giorno, che viene bene da Portoguaro fino a Trieste, fino a Faedes, e tutto viene bene, diversi stili, diversi suoli, però per me il Refosco è il vitigno rosso friulano. Dammi un po' della storia di questo vitigno, allora, di dove viene, che cosa fa, quando è arrivato qua, non lo so. Cosa hai trovato sulla vera storia di Refosco? So che non è semplice, però... No, ma ci si fa sempre fregare, anche gli studiosi, dal nome, no? Dicono la tribù dei Refoschi, la tribù delle Malvasie. Ma è solo il nome non ha nulla a che vedere con la genetica, ha a vedere solo con la cultura. Certo. Cioè è la gente che dava, adesso non più, che dava il nome alla vite. Per cui io ho calcolato che esistono in Europa 60 malvasie. L'altro giorno mi diceva Lorenzo Mocchiutti che adesso sono diventate 80 vitigni. Sì. Nessuna parentela genetica, o quasi. I vini sono diversissimi, uno è bianco, uno è nero, uno viene aromatico, uno no, e cose così. Eppure tanti studiosi a studiarle tutte insieme, perché si chiamano tutte malvasie, non significa niente. Esatto. Quanti refoschi abbiamo? Ne abbiamo almeno 6 in Friuli stabiliti, che hanno patrimoni genetici completamente diversi. Completamente Solo diversi. la base linguistica è la stessa, punto. Anche Tokai ce ne sono, di vitigni, Tokai ce ne sono almeno una ventina. Ecco, e allora perché? Quante sono le vernacce, per esempio? Giusto. Vitigni. È vero che uno dei tuoi studenti, Emilio Del Medico, mi ha detto una volta che quando si parlava del tuo vino rosso top, no? E non era importante che tipo di vitigno hai usato, però quando hai parlato del tuo miglior vino rosso, questo è il mio Refosco. Questo è vero? Sì, penso. Sì? Perché gli allievi ricordano tante cose che l'insegnante non ricorda, ma penso proprio di sì. Perché anche quando si finiva lezione in classe, all'una c'era fame, adesso andiamo, sarebbe bello, no? Un panino col salame e un tai di Refosca. Questa era la battuta finale. No, spieghiamo subito una cosa. Perché ci sono tante viti molto diverse che hanno lo stesso nome. Okay. Anche bianco, nero. Il motivo è nessuno l'ha capito, ma non importa. Il motivo è molto semplice. A un certo punto, quando nasce una vite, perché poteva nascere nella tua vigna una vite, capito? Una volta. Adesso non più, perché diserbano e via, no? Oppure le viti venivano addirittura seminate. Oppure ti portava un tuo parente che era stato in Calabria, ti portava una vite e dice pianta nell'orto, no? Certo. E non sapeva che nome avesse. Allora bisogna dare un nome. Soprattutto se questa vite diventa produttiva, la devi distinguere dalle altre. Se poi vuoi farne un vino particolare, maggior ragione. Allora com'è che si danno i nomi? Anche ai figli, ai cani, ai gatti, eccetera. Si dà sempre un nome che abbia un certo prestigio. Ok. Quindi come chiamo io una vite, qua che ne so, fine 800 arriva una vite, non so da dove venga, me l'ha data uno, l'ho comprata e va bene, vedo che il vino viene buono, produce tanto, ha un grado alcolico superiore alla media, viene bene nella grava come viene bene sull'argilla, la chiamo Tokai, no? Ok. Perché? Perché il Tokai vino era di estremo prestigio anche a fine 800. Non esiste nessuna vite in Ungheria che si chiami Tokai. C'è il vino che viene da nome di una località, vino famoso, molto prestigioso,
il vino del re dei vini, tutte queste balle che si raccontano, chiamo la vite Tokai, no? Deve essere un nome di prestigio. Era capito? un manovra di marketing praticamente. Più o meno. E così, Malvasia, anche lì parti sempre da un toponimo, no? Da un Sì, luogo. Monamvasia. Ecco. Però poi il vino arrivava tutta la Grecia, da Creta e via. Ma era un vino pregiato, di un certo livello. E quindi come chiamo la vite? La chiamo Malvasia. Arrivava con le navi di Venezia, veniva venduto nelle bettole di Venezia che si chiamavano Malvasia, e andavi lì e non era vino da pasto. Era vino, come si direbbe oggi, edonistico, no? Vado a bere con gli amici nella Malvasia, vado a bere una Malvasia, garba, dolce, quel che era. E quindi così, poi anche in Francia, Malvasie, penso anche in Spagna, e qui da noi quante Malvasie non ci sono nel meridione, bianche, rosse, blu, nere. Vero? C'è anche la Malvasia istriana che è comparsa l'altro giorno poi, no? E non so quanta parentela abbia con altre Malvasie, forse con qualche Malvasia italiana, no? Questo adesso non lo so, c'è un mio amico che la sta studiando, vabbè. Ecco, e così, Refosco. Allora, quando facevi un vino buono, Sì. tu avevi queste piante che erano veramente belle, che producono bene, che hanno maturato bene. Ma questo lo chiamavo nostro Refosco, Perché è un vino importante. Questo vale sia per i refoschi, vale anche per la ribolla, perché noi prima, partiamo sempre se va bene, dal 1300, 1400, che ne so, non troviamo mai i nomi delle viti, mai. Troviamo solo i nomi dei vini. Dei vini. E trovi se è bianco, se è nero, oppure se è un vino estremamente particolare. E allora il suo nome proprio. Per esempio nel 300, proprio in questa zona qui, trovi vino, documenti in friulano, blanc, vin vermeglie, rosso, e vin pignol, nel 300. Vai avanti, nel 400 trovi sempre bianco, rosso e refosco. E poi vai avanti nei secoli e il refosco è sempre un vino che si distingue dalla norma. Sì. Gli altri erano detti vini ordinari, vini da pasto, e il refosco sempre molto più su. Ho fatto un calcolo. Dunque, c'erano da Damigiano allora il vino refosco valeva anche 40 volte più del vino ordinario. Wow. Questo nel 1600 credo, ma è un calcolo che avevo fatto lì perché giustamente c'erano i dati, no? Veniva venduto già all'epoca in bottiglia, cosa rarissima. E 1600? 1600, 1700, anche fino al 1800. Ovviamente te li sognavi gli imbottigliamenti, come il Picolit, no? Esatto. E il Picolit, siamo nel 1700, seconda metà, veniva venduto in bottigliette così, fatte apposta a Burano, appositamente per il conte Asquini di Fagani. Esatto. E così vendeva in bottiglia anche il refosco, perché erano quasi pari grado. Sì, il refosco valeva un po' di meno rispetto al Picolit, ma insomma, ecco. Mentre il vino ordinario veniva venduto sfuso, in botti, caratelli, quel che c'era all'epoca, insomma. Quindi se tu vedi lì i prezzi, che so, quando c'è un matrimonio scrivevano quanto costa una bottiglia di refosco, una bottiglia di Picolit e una botte però di vino ordinario che andava alla gente che era lì. Certo. Per cui riesci a capire la differenza, proprio che era una differenza notevolissima. Infatti il refosco veniva fatto solo dai grossi proprietari, dai nobili, la gente normale assolutamente no, ed era destinato solo ai loro pari grado, cioè a quelli che potevano permetterselo, e basta. Certo. Quindi era un giro, anche se vogliamo, penso io, relativamente piccolo, però c'erano grosse entrate sicuramente. Ma questo, la storia di Refosco era una storia veramente di un vitigno che è nato e cresciuto qua o è emigrato di un'altra parte di Europa? Così? Allora, io ho parlato di vino. Sì, vino. Il vitigno è un'altra storia. Ok. Sì, perché anche i nomi, i 6-8 refoschi che abbiamo qui, sono diversissimi, perché ce n'è anche uno bianco. Certo. Si chiamano tutti refosco perché sono stati battezzati grazie al prestigio che aveva il vino chiamato così. Noi non sapremo mai con quali viti si faceva il vino refosco nel 1400. Di quella volta. Perché la prima attestazione del vino è del 1452, almeno quella che ho trovato io.
ed era uno dei tanti pagamenti che facevano. Non esistevano i coltivatori diretti, i contadini erano tutti fittuali, fittavoli, diciamo mezzadri, adesso quel che vuoi, sì, e che pagavano l'affitto in frumento e in vino. Quindi a Viscone, al conte Strassoldo, un contadino doveva portare tot di refosco. Tra l'altro è scritto refosco maduro, che può voler dire refosco invecchiato, ma anche refosco appassito, perché i refoschi, quelli di prestigio, si passivano tutti. Ok. Quindi era una cosa estremamente laboriosa. Il contadino normale, povero, aveva delle case che erano stamberghe, tetto di paglia, figurati, mentre il nobile, il possidente, aveva le stanze, aveva i locali, tutto quello che serviva per fare l'appassimento e fare la pigiatura poi circa Natale, insomma, no? Poi filtrare, tutte queste belle cose. Stiamo parlando allora di un vino dolce? Sì, in gran parte, ovviamente, perché quelli appassiti. Sì, i vini di prestigio come la Ribolla dovevano essere dolci. Ok. In particolare il mercato tedesco, che è sempre esistito, lo voleva dolce, perché il sapore dolce, a parte il miele, non c'era lo zucchero, Certo. Ecco, quindi era una cosa ricercatissima. E la Ribolla arrivava su fino nella bassa Germania, Hannover, Norimberga, e su, per dirti. E c'era tutto il mercato, appunto, quello che adesso si chiama il Collio e tutta quella parte lì, e la Ribolla andava su. E anche il refosco, dal 1600-1700, sì, si chiamava refosco colato in italiano, che è la traduzione letterale di refosco colat, dove colat in friulano vuol dire filtrato. Ok. Anche la Ribolla, oggi si direbbe un filtrato dolce. Lo filtravano per bloccare la fermentazione, sostanzialmente, così lo potevano spedire. Ok. Ecco. Quindi era dolce, in gran parte, non tutto, perché dipende. Per esempio, qui in Friuli tanti lo preferivano, parlo del 1700, inizio 1800, lo preferivano invece piuttosto secco. Però che succedeva? Che certe annate c'era una guerra, cose così, il refosco dolce non poteva andare in Austria e Germania, e se lo bevevano i friulani e lo cominciavano anche a trovarlo buono, per cui aveva questo mercato di vino, sempre che non bevevi a casa, che andavi a bere evidentemente nelle osterie, lo pagavi anche caro, però era come, non so, è una cosa dolce, come adesso. Un vino di festa, un vino di festa, celebrazione, un vino sicuramente, sì, certo, anche perché di importanza. tutto quello che andava su in Germania andava ai nobili, ai ricchi, ai cardinali, ai vescovi, quella gente lì, anche quelli lo usavano solo durante le cerimonie, perché era carissimo proprio. E dovevano berlo perché all'epoca non durava neanche tanto, per cui bisognava farlo fuori subito, ma pensa che solo arrivare a Klagenfurt il prezzo raddoppiava. Wow. Figurati arrivare a Norimberga, insomma. Certo. Ecco. Questo per il vino, velocemente, però dolce o non dolce, da sempre, dalle prime attestazioni fino all'800, sì, si differenzia sempre dai vini comuni, dai vini ordinari. E che fosse fatto dolce è documentato fino agli anni 30 del Novecento, insomma, perché nelle schede del più grosso ompelografo che avevamo all'epoca, nel 39, ecco, questo è il refosco, che può essere secco, normale, eccetera, queste caratteristiche. Poi c'è quello pregiatissimo, vero vino di lusso, che è il refosco passito. Ok. E quindi ovviamente anche con più grado zuccherino, eccetera. Questo è per il vino. Poi vabbè, è stato dimenticato, è stato anche ostacolato parecchio il vino in generale, poi andiamo a vedere i vitigni, perché con gli anni 60 sai che è venuta fuori questa storia che potevi coltivare solo i vitigni che erano su un certo elenco, che era fissato nel nostro caso dai professori, chiamiamoli così, di Conegliano, da cui avevamo Italo Cosmo. Era lui che fissava, diceva tu sì, tu no. Ok, sì, Merlot sì, Poi sempre Cosmo ha fatto una serie di volumi, un pacco grande così su tutti i vitigni italiani. Il refosco non lo ha messo. Ok. Però l'unica nota che ha fatto è stata per il refosco, per dire che non bisogna più coltivarlo. 1966.
Non bisogna coltivarlo e lo aveva più. escluso dalla lista di quelli che si potevano coltivare. E non solo escluso, ma ha detto che non devi No, coltivarlo. proprio. C'è un motivo per questo? Sì, penso una antipatia per queste cose così ritenute di una volta, di Pensa a un'altra te. cultura, perché ha questa schiuma violacea che piace tanto ai friulani. Vabbè, se piace tanto facciamolo, no? Esatto. No, la schiuma violacea niente. Allora, è stato visto come questo vino di bassissima Sì, qualità. però era molto apprezzato. Ok. Lo stesso per il Verduzzo, perché anche lì gli hanno fatto una guerra perché ha troppi tannini e cose così. Cioè, scrivevano questi tecnici. Ok. Piace tanto alla gente, ha un buon rapporto qualità-prezzo, il contadino ci guadagna bene, però bisogna togliere i tannini. Ma che te frega, lascia i tannini se la gente le beve volentieri, tra l'altro dura di più, io ho bevuto Verduzzi che hanno 20 anni e più, Esatto. conservati bene. No, Certo. ma queste erano le idee che avevano i tecnici. Tutto lì. Ok. Poi devono averlo convinto, vabbè, è stato rimesso quello del peduncolo rosso. Vabbè, poi ha avuto comunque un momento di crisi, perché nei primi anni 70, questi sono ricordi personali, primi anni 70 trovavi ancora dei, non in bottiglia, trovavi anche nelle osterie dei refoschi molto buoni, invecchiati 1, 2, 3 anni, non so quanto, e poi non solo era meno coltivato, ma anche quelli che trovavi in giro non erano buoni. Ha fatto anche delle manifestazioni per il refosco cividale, mi ricordo, penso a occhio, a fine anni 80, ne assaggiavi 20-30, uno peggio dell'altro, insomma. E poi le cose sono cambiate in meglio, adesso insomma è una varietà che tiene bene e via. Certo. Abbiamo parlato di vino, quindi la prima volta che si parla di vino refosco, appunto 1452, sì. Prima volta che si parla di una vite che si chiama refosco è 1763, quindi siamo 300 anni dopo. Ok. Per la ribolla, per dirti, la prima volta è del 1231 per il vino e per la vite 1863. Quindi sono 600 anni tra uno e l'altro. Tra il vino e Sì, perché nessuno scriveva i nomi delle viti, no? Esatto. E poi nessuna vite che si chiamasse ribolla entrava a fare il vino ribolla, capito? Dopo hanno dato il nome ribolla gialla, ribolla verde a una vite, ma è una cosa molto recente. Ok. Sarà roba di 150 anni fa. Ok. Quindi queste sono le vicende. Cosa è successo? Che nel 1763 a Gorizia, l'ente che seguiva le cose dell'agricoltura ha detto fatemi una lista dei vitigni che fanno uva adatta a fare vino buono e dei vitigni che danno uva che dà vino scadente. Perché volevano eliminare, l'ente pubblico voleva eliminare quelli scadenti. Allora non hanno aveva chiesto capito così, niente. Perché contadini? sì, Darti una lista, cosa va bene, cosa non va bene. Sì, ma se i contadini facevano anche quelle che in teoria non va bene, c'era un motivo. Vabbè, Ok. E il refosco è 2 varietà di refosco, tra l'altro, refosco grosso e refosco minuto, sono documentati nel 1763 come viti che danno vino buono nella zona di Gorizia e via. Tutti Comunque, due? Sì, tutti Ok. e due. Sì. 1763 e dopo devi arrivare al solito 1823 in cui il conte di Maniago, sempre perché eravamo austriaci all'epoca, il governo austriaco voleva un censimento di tutte le viti dell'impero. L'ha fatto per Gorizia, ma ha fatto una cosa male, 4 viti. Invece il conte di Maniago ha fatto un vero censimento che lui ha chiamato catalogo per le viti del Friuli ex Veneto e anche per le viti del Veneto. Sono circa 250 vitigni, di cui 118 per il Friuli, ma non è solo una lista, è anche una breve descrizione. Ok. Sì, ho fatto anche un libro, te lo porterò. E lì trovi finalmente i refoschi. Ok. Ecco, compreso mi pare refoscone, eccetera. Non c'è ancora il nome refosco dal peduncolo rosso, quello viene fuori nel 1844 a Gorizia, uno che aveva, era uno studioso, ma aveva anche l'azienda viticola, il Dalla Bona, scrive proprio refosco dal
Refoschin, scrive, non importa, refosco dal peduncolo rosso e refosco dal peduncolo verde, 1844. Quindi il peduncolo rosso 1844. Chiaramente la gente lo conosceva anche prima, però lo troviamo in quella data lì. E prima di quelli cosa aveva? Sempre questo grosso e minuto? Cosa si chiamavano prima? Non lo sapremo mai. No, ok. Se non vengono fuori altri documenti che possono sempre venire fuori. Sì. Allora, quel documento dove ha scritto i rifoschi, lui non ha fatto particolare come noi, ha detto solo i rifoschi, come i vini. Quello di Conte di Maniago, quanti No. Il Conte, allora, 1763 a Gorizia c'è solo il nome. Ok. E dice che va bene. 1823 il Conte di Maniago ha fatto un catalogo dove per ogni varietà fa anche una breve descrizione. Giusto. Dice la foglia è fatta così, l'acino è fatto colà. E quanti rifoschi lui ha messo lì? Solo una? No, ha messo refosco, il refoscone, sicuramente, il refosco normale e c'è sempre anche, ecco sì, il refosco bianco. Questi sono quelli che ricordo, perché diavolo non li abbia scritti qua, poi non lo so. Bianco, normale e refoscone. Sì, almeno questo è quello che ricordo. Ok. Però potevo anche scriverli. Vabbè, non importa. E poi viene fuori anche un corvino refosco, perché anche lì il corvino era o meglio, c'erano tanti corvini coltivati. Il più buono, il migliore, quello che dava l'uva migliore per fare un vino buono, gli hanno dato un nome di prestigio, cioè l'hanno chiamato Corvino Refosco. E così succedeva che quando arrivava una vite da fuori, per esempio è arrivato il Cadarca dall'Ungheria, seconda metà dell'Ottocento, come l'hanno chiamato? L'hanno chiamato Refosco ungherese. Poi è arrivato anche il Pinot Nero, sempre dall'Ungheria, ha fatto un bel giro. È arrivato qui, come l'ha chiamato? Refosco ungherese. Nel 1863 c'era una mostra di uve, c'era un'uva che non aveva nome, si assomigliava forse ungherese, l'ha chiamato Refosco ungherese. Quindi quando dovevi dare un nome, davi il nome Refosco. Ok, ecco, così. Eccolo qua. Eccoci. Allora c'è Refosco e fa anche una descrizione. Dice nero da bottiglia e da botte. Cosa vuol dire? Da bottiglia vuol dire che è vino di pregio, da botte vuol dire che è vino ordinario. Quindi con refosco puoi fare sia l'uno che l'altro. Bello. Foglie rotonde, poco puntate, verde cupo, peduncolo, verde rossiccio, dove si coltiva piano e colle del Friuli. Poi c'è il refoscone, su cui c'è un momento da discutere, nero da bottiglia e da botte, piano e colle del Friuli. Poi c'è ancora il refoschino, nero da bottiglia, quindi pregiato, probabilmente perché aveva gli acini piccoli, quindi dava più pregio, in pianura. Il refosco dolce, che viene fuori ogni tanto, nero, mangereccia, cioè usata anche come uva da tavola, da bottiglia da botte, coltivato a Maniago, e il refosco bianco, che però non è pregiato, perché è solo bianco da botte e piano del Friuli. La Vituška, che si fa sul cazzo, era chiamata Beli Refosk, cioè refosco bianco, come sinonimo, certo. Sì. Questo non sapevo. Sì. Per cui io non so se il nostro refosco bianco, di cui ci saranno ancora non so quante viti, pochissime, sia la Vituška. Non lo so, lì bisognerebbe almeno guardare le foto, non credo. Però per dare un nome di prestigio, anche un bianco lo chiamavi refosco bianco. Ecco, tutto lì. Bello. Sì. Cioè, allora... il vitigno, stiamo parlando però di quale vitigno? Esatto. Perché sui nomi dei vitigni del refosco c'è una confusione pazzesca. Infatti. C'è una confusione pazzesca. E difatti lì ci sono sinonimi, omonimi. Ma geneticamente tutti questi rifoschi, perché in questo momento di presente veramente abbiamo, il rifosco bianco esiste ancora. Il rifosco di peduncolo rosso è quello più popolare, più importante. Il refosco di Faedis che è, correggimi se sbaglio, è il refoscone? No, però l'hanno sempre chiamato refoscone tanti. Allora, se tu vai a leggere le carte di tutto, dall'800 anche tutto il 900, molti scrivono refosco di Faedis o refoscone. Però e questo poi dal punto di vista genetico ti porta fuori strada, perché chi fa il DNA dice che il refoscone
è il refosco di Faedis, e quindi dice che il refoscone è identico al refosco di Faedis. Vabbè, invece il refoscone era una varietà completamente diversa, Ok. a parte, che era molto coltivata qui a Cividale, penso, e fino a prima della guerra, sicuramente, dell'ultima guerra, perché qui ci sono delle botti ancora grandi che hanno scritto refoscone su. Era una varietà con grappolo molto grande, molto produttiva, faceva un vino da pasto più che corretto, e quindi lo vendevi nelle osterie in tutta tranquillità, insomma. Quello è il refoscone, che non sarebbe il refosco di Faedis. Ok. Però qualcuno ha cominciato a dire che sono sinonimi, che è la stessa cosa, refosco di Faedis oppure refoscone, oppure refosco nostrano, e lì confusione. Certo. Infatti quelli che hanno fatto poi il DNA, queste cose qui, lo hanno fatto per il refoscone, che è refosco di Faedis, più refosco di Faedis è lo stesso. È chiaro che il DNA ti dice che è la stessa cosa, no? Se invece gli portavi l'altro refoscone, che penso sia scomparso, chiaramente avrebbe avuto un DNA completamente diverso. Ma questo è solo un po' della confusione, perché ce n'è veramente tantissima, a partire dai primi nomi, no? Refosco minuto, refosco grosso e avanti, nostrano, di Raucedo, gentile, dolce, garp. Garp è il contrario di dolce, no? Garp vuol dire Refosco garp. aspro. Sì, garp. Ecco, è il contrario, c'era anche quello. E poi c'è quello di Guarnieri, perché è arrivato questo veneto, penso nella zona lì, sempre di Raucedo, quella zona lì, che ha portato una vite da Vicenza. Lui si chiamava Guarnieri di cognome, va bene, refosco di Guarnieri, no? Wow. Ecco, e avanti. E così finché vuoi. Ma adesso con questa tecnologia della DNA, della genetica, che si può rispondere definitivamente se questi vini... Se tu gli porti il nome giusto, però. Ok, questo è il problema. Appunto. Tu porti un'uva e dici questo è il refoscone. Dopo dicono gliene porti un'altra che lo chiami refosco di Faedis, loro ti dicono che sono la stessa uguali. cosa, è chiaro. Però, e questo è ben documentato, il refoscone era una varietà a parte. Poi però tanti chiamavano refoscone quello di Faedis, e avanti così. Allora quel refoscone che non è collegato di questo, diciamo, moderno di Faedis, non ce n'è più. Io posso chiedere al mio amico Carlo Petrussi, lì forse lui lo sa, ma non mi risulta. Ecco. Ok. Non mi risulta. Allora, è come questa idea della tracciabilità dell'etichetta, no? Tu devi essere sicuro che dall'inizio alla fine quella pianta aveva sempre quell'etichetta. E se tu a qualche punto cambi l'etichetta, ovviamente è geneticamente uguale a quell'altro che ha un'etichetta uguale. Ok. Certo. Allora sono i nomi che noi diamo a queste piante che... Per quello dico, la gente, o anche gli studiosi, si fanno affascinare dai nomi. No? Certo. Il Tokai, la Malvasia. Sì, ma la Malvasia è la tribù delle Malvasie, la popolazione delle Malvasie. Ma che cavolo di popolazione? Hanno solo il nome uguale e il resto è tutta un'altra cosa, perché la gente dava i nomi giustamente come riteneva opportuno. E questo è stato provato definitivamente con la DNA. Certo. Allora, il refosco di Peduncolo Rosso non ha niente in comune geneticamente con il refosco di Faedis. No, non sono cugini, non sono... Questo, il grado di parentela precisissima non lo so, ma sicuramente sono varietà completamente diverse, sia come genetica, e poi basta guardarle, no? E poi il vino che danno è diverso, ovviamente. E dopo hai delle cose come Terano. Lì c'è qualcosa dicono, lì? però hanno fatto un libro sui refoschi trattando anche la genetica nel 2005, non so se ne parla, non mi ricordo, però anche lì fanno una confusione pazzesca, sia sulla storia sia sulla genetica. Devo vedere se hanno fatto qualcosa di più recente. Tutti dicono che il Teran si fa con un refosco. Questo succede spesso, che la vite ha un nome e il vino ne ha un altro. Certo. Tipo ribolla nera, Schioppettino. Schioppettino. Ecco. E ci sono anche altri casi. Vabbè. Però cosa succede anche lì? Cosa vuol dire Teran? Sinonimo di refosco, eccetera. In realtà, una volta il Teran si faceva dappertutto, anche a Treviso, a Gemona. Ma cosa voleva dire Teran? Era il nome comune
era un nome veneto, veneziano, non come dicono sloveno e tedesco, no. Lo trovi sul vocabolario del veneziano, per cui Dai. è sicuro. Terra, Teran. Teran, ok. Allora, in veneziano, Teran voleva dire il vino del luogo. Quello che poi noi fino a qualche anno fa si chiamava il nostrano. Ecco. Ok. Quello è il significato. Difatti è scritto benissimo proprio negli Statuti di Treviso 1231. Ribolla vuol dire vino navigato, cioè di importazione. Quello è il significato di ribolla. Teran vuol dire vino nato a Treviso. E questo era 1200? E 31. 1231. Sì. Wow. Ma poi trovi Teran, lo trovi nel 1300, 1400, 1500, fino, non so se al 1600 si trova ancora, ma non so, gli statuti di Venzone dicono vino Teran, voleva dire quello fatto Venzone. Ok. Ecco, c'era anche il Teran nostro, il Teran vicino, magari fatto 3 km più in là, e c'era anche il Teran bianco naturalmente. Quindi questo è il significato. Poi da nome comune sul Carso è diventato un nome proprio. Cioè qual è il nostro vino proprio per antonomasia? Teran. È il Teran chiaramente, no? Ok. Ecco, l'abbiamo sempre chiamato Teran e diventa il nome proprio di quel vino lì, che si fa con un refosco. Allora è un refosco forse, o non sai? Sì, è un refosco perché l'hanno sempre chiamato refosco, anche in sloveno è refosk, per cui ok. come nome è refosco. Geneticamente? Pare sia abbastanza vicino al refosco del peduncolo rosso. Ok. Abbastanza vicino. Però da quel che ho letto ha scritto anche un croato, perché il refosco anche giù in Croazia, no? Beh sì, tutta l'Istria insomma fa tutt'oggi refosk, quindi lui ha fatto un'indagine, era stato anni 60, in tutta la Croazia lì, e dice che qui noi abbiamo in realtà una popolazione di refoschi diversi. Mm-hmm. E li descrive, ce n'è almeno 3, di cui 2 simili, dice, e uno completamente diverso. Noi li chiamiamo tutti refoschi. Certo. Uno avrà il peduncolo rosso, uno un po' verde, uno sarà un po' più grosso, avevano nomi anche un po' diversi, ma sempre refoschi. Sempre refoschi. Però chissà se geneticamente erano simili, uguali, non lo sappiamo. Perché a quella volta non c'era questa ma la gente li tecnologia. chiamava refoschi. Esatto. Pensa a te. Sì, io sono stato in una vigna in Slovenia lì, in questa vigna c'erano diverse malvasie. Loro chiamavano malvasie perché in Istria si faceva ribolla. La ribolla più pregiata era quella istriana. Finito il nome ribolla, il vino bianco pregiato l'hanno chiamato malvasia. Questo in tempi recenti. E le uve bianche che davano vino di pregio erano tutte malvasia, ma diverse, quindi ognuna aveva un certo nome. E mi pare che quella che si usa adesso qua, che chiamano malvasia istriano-friulana, loro la chiamassero stara malvasia, cioè la malvasia vecchia. Ecco. Ok. E quindi queste sono poi le situazioni che sono apparentemente, cioè per noi sono confuse perché vogliamo tutto classificato, catalogato, scritto, esatto. Ma per i contadini non c'era nessuna confusione. No, fai il vino, chiama il nome e certo. Basta. Esatto. Tutto il bianco mi dà malvasia e poi sì, ho viti diverse, ognuno ha il suo nome, ma il nome della vite, del vitigno, era un fatto del tutto secondario. Io ho sentito parlare di certi produttori che mi hanno detto che studiando la genetica di questo vitigno si vede che devi tornare così tanto indietro di trovare delle parentele che si può dedurre che questo vitigno è presente in questa zona perché ha diversi biotipi, eccetera, eccetera, che ha 1000, 2000, 3000 anni che è autoctono qua. C'è qualche paragone? Prima cosa, è vero questo? È una balla completa. Seconda cosa, c'è qualche tipo di indicazione sulla genetica di refosco che si può dire che ha tot anni in questa zona? No, non saprai mai di una vite quanti anni ha in una certa zona. A meno che, come per il Merlot, Gabriele Luigi Pecci le ha fatto arrivare il Merlot e i Pinot dalla Francia, 1892 sarà stato. Allora sai che è arrivato, ecco, okay,
che poi si sia diffuso quel merlot lì o che poi si sia diffuso 10 anni dopo portato da un altro, ma il periodo è quello lì, non si scappa, perché sono arrivati dopo l'Oidio Giusto. e dopo la Peronospora. Ok. Quando qui era tutto distrutto facevano arrivare le viti dalla Francia, quindi il periodo storico è quello lì, se non è il 1885 sarà il 1890 e lì siamo sicuri, sono documenti, è scritto, eccetera, per i refoschi, quelle cose lì, no? Come fai a saperlo? Esatto. C'era anche questo, l'abbiamo parlato un pochino prima della registrazione, che c'era questa confusione con le Monde News, perché io ricordo qualcuno anni fa mi ha detto, ma sai che il refosco è Monde News? E ho detto, questo è strano perché non l'ho mai sentito, allora ho provato di fare un po' di ricerca, però tu mi hai detto era perché c'era una vita di refosco da California che hanno trovato che era Monde News, allora qualcuno ha fatto 1 più 2 dicendo che il refosco deve essere Monde News, ma non è vero perché non era proprio un refosco. No. Allora, refosco e mondese geneticamente sono vicini. Sono vicini? Sì, sono vicini. Ok. No, non vicinissimi, ma sono vicini. Però morfologicamente, cioè le foglie, i grappoli, completamente diversi. Ok. La mondese è della Savoia, sarà arrivata in California chissà quando, qualcuno l'ha chiamata refosco, non si sa perché, e in California negli anni 30 già facevano parecchio refosco. Mi pare qualcuno faccia ancora qualcosina, piccole cose, Napa Valley, quelle cose lì. Ecco. E l'ho visto il refosco. E c'è un albero genealogico del refosco, su quel volume di Robinson Wiamo, non so se è presente. Ok. Una roba così. Quelle grapes, wine grapes o qualcosa così. Wine grapes io, ecco, i nomi dei libri li leggo tutti, ma dopo non ricordo i titoli. Quello che ha fatto con Villamos, no? Wiamo, Jancis Robinson e un'altra. Esatto. Non mi ricordo il nome. E lì c'è il refosco, mette 2 refoschi, mette Peduncolo Rosso e Faedis. Ok. E scrive anche abbastanza cose giuste, poi ha copiato anche qualcosa di sbagliato, ma non è colpa loro. E c'è la genealogia del refosco, che è figlio della Grain, e dice lì, è nipote del Teroldego. Ok. Poi qualche genetista mi ha detto ma non è tanto sicuro, bisognerebbe rivedere. Però lì è proprio pubblicato e stampato. È diventato legge. Sì, perché... e poi è padre della Corvina veronese e nonno della Rondinella, sempre di Verona. Questo pare più sicuro, sì. E lì sono giri strani, anche perché la gente si portava dietro le viti una volta, no? Poi le viti si incrociavano da noi con un'altra e si facevano le viti da seme. Certo. E quindi, anzi addirittura fino agli anni 30 le viti addirittura si seminavano. E poi sceglievi quello che ti andava bene. Ma da ogni seme sai ben che hai una vite diversa, no? Diversissima da tutte le altre che hai seminato quel giorno lì. Certo. Per cui non c'è niente di strano che il refosco sia nipote del Teroldego e figlio della Grain, dopo che abbia generato a sua volta, non si sa ben con chi, la Corvina e la Rondinella e via. Perché se uno va non so dove, porta qui un Lagrain, che ne so, perché no, e si incrocia con una vite che non sapremo mai, forse, se i genetisti non riescono a risalire, vabbè, ti viene fuori una vite, tu non sai come diavolo chiamarla e la chiami refosco. Ok. Succede così. Esatto, succede così. Quindi può essere benissimo, perché una volta la gente girava tantissimo. Certo. Più di adesso. E portava in giro con loro i semi. È vero che i friulani andavano sempre a commerciare in Ungheria ed è vero che tanti ungheresi venivano qui coi carri a comprare salami, per esempio, formaggi, c'erano le carovane. Poi tanti andavano con le navi di Venezia, andavano in Puglia, andavano nelle Marche e per fare una vite bastava tagliare un tralcio così, lo mettevi in tasca, arrivavi a casa e lo piantavi. No? Certo. È la storia del Toccai Rosso. Toccai Rosso del Vicentino lì. Ok. Un tale che è andato soldato, mi pare, è arrivato con questa vite, la pianta, non sapeva cosa fosse, come l'ha chiamata? Era rosso, Toccai Rosso. Toccai Rosso, ok. Poi con DNA, eccetera, si è scoperto che è il Canonau. Ok. Che sarebbe il Grenache francese. Esatto. Che sarebbe la garnaccia catalana. Sì, esatto. Ma perché si chiama Grenache e garnaccia? È sempre un nome di prestigio che viene da Vernazza, che è il porto delle Cinque Terre.
Allora, il vino delle Cinque Terre era famoso. Certo. Il Porto ha dato il nome al vino che veniva da lì. Il vino prestigioso, Vernaccia. C'era anche qua in Friuli la Vernaccia, era una varietà proprio tipica friulana, la Vernaccia, per dirti. Chiaramente non era imparentata con quella dell'Alto Adige, suppongo, o con la Grenache francese, ecco. E così sono nati tanti nomi: Vernaccia, Grenache, Garnaccia, eccetera. Questo qua non sapeva che era Vernaccia o Cannonau e l'ha chiamata Toccai Rosso, insomma. Questa è storia recente, ma è normale. Quindi Malvasia era un porto, magari produceva un poco vino la zona, ma il vino che partiva da Malvasia era famoso, eccetera, e giù i nomi alle viti Malvasia. Così Vernaccia, e così Toccai, e così Refosco, che però non è un toponimo. Okay. Mentre Vernaccia, Toccai e Malvasia sono nomi di luoghi, Refosco no. Okay. Non so da dove venga. mi fa pensare, perché ha detto che Refosco è o potrebbe essere il padre di Corvina e il nonno di Rondinella. Così sul libro della Robinson e William. Solo un'osservazione che mi fa pensare. Ma se tu pensi del vino più prestigioso della zona di Verona è Amarone. Vino, che si fa, esatto, il vino. Certo. Che si fa con viene fatto con questi vitigni appassiti. Passiti, certo. Però tu hai detto anche prima che c'era la fama di Refosco, era il Refosco appassito. Oh, sì, non so se lo fa, ma fino a qualche anno fa lo facevano anche qui, eh? Sì. No, ho assaggiato uno un mesetto fa, Calice di Stelle, uno dolce. A Savognano. Sì, Savognano mi pare. Non veniva molto dolce, ti parlo di anni fa quando studiavo queste cose, allora giravo a sentire. Anche giù nella bassa, zona Scrovacca, lo facevano ancora appassito, per esempio. Quindi poi negli anni 30 lo stesso, quindi la linea è continuata. Però adesso, mediamente, se tu chiedi un friulano come il Refosco, ti dice che è un vino duro. Esatto. Mediamente. Sì. Perché? Perché soprattutto a partire dagli anni 60-70 ha cominciato a farlo, che aveva così, mi ricordava tanto quei bottiglioni Tappo Corona, sai, che delle cantine sociali. Ecco, aveva così duro e senza sapore, senza profumo. Allora tanti tannini, acidità alta, una porcheria. Si è affermata questa idea che il Refosco deve essere un vino duro. Invece non lo è, perché se tu, non dico di farlo dolce, ma se lo fai vinificazione normale, un normale vino secco, insomma, ha il suo tempo di invecchiamento, non puoi dire che è un vino duro, insomma, tutt'altro. Anzi, direi che con Refosco puoi fare i migliori neri del Friuli, volendo. Sì, questa è la mia opinione. Sono d'accordo. Con quello del peduncolo rosso. Con peduncolo rosso. Sì, che cos'è di peduncolo rosso che secondo te ha quella marcia in più di Refosco di Faedis o di Terano? Per te che cos'è? Sono le caratteristiche del vitigno. Sì. Non ha una super produttività, perché una volta si guardava molto alla produttività. Più produce, più guadagni. Sì. Difatti era diffuso il Refosco e il peduncolo rosso una volta, ma non tantissimo. Più Refoscone, se io ricordo bene. Sì, ma anche quello di Faedis produce di più, no? Esatto. Ecco. E poi il Refosco ha avuto questo problema che trattamenti di rame risentiva un po', poi molto sensibile all'oidio e quindi aveva un po' questi handicap, no? Che il Refosco di Faedis invece non ha, per esempio. Quindi, secondo me sono proprio le caratteristiche della vite. E poi si prestava, perché c'è scritto tutto nei documenti, si prestava all'appassimento, perché non tutte le viti si prestano all'appassimento. Giusto. C'è scritto proprio, diventa subito grinzo, no? In italiano, quindi diventa, molla l'acqua. Diventa grinzoso, appassisce. Ecco. Appassisce velocemente. Sì, tutto scritto. Infatti c'era questo trend anche quando ho lavorato per Bastiane, c'era un vino fatto con Refosco appassito, c'era anche il famoso Ramain, c'era anche i Moschioni che fanno questo, surmaturazione, forse appassito non è proprio la parola giusta, però questa surmaturazione sul Refosco viene bene. Sì. Perché ha tanta acidità, tanta struttura, allora aiuta tantissimo. Non so come lo facciano adesso qua, però di solito si metteva sui graticci, quelli che si usavano per il bacco da seta. Ecco. E una volta però per farlo veramente dolce, tipo la ribolla, veniva anche filtrato con le tecniche dell'epoca, cioè con le tele di lino, queste cose qui. Quindi veniva pigiato tardivamente,
e poi filtrato, no? C'era un filtrato dolce, insomma. Ah, ok. Quello era il E questo refosco. fermava la fermentazione? Sì, questo si chiamava appunto refosco colato, cioè che vuol dire filtrato. Ah, ok, l'ho sentito, sì. Questa. Parlo 1600, 1700, penso che 1800, non so dopo, insomma. Allora, l'abbiamo parlato del passato, un po' del presente. Che tipo di futuro vedi per i rifoschi, diciamo così, invece di provare, perché secondo me noi nel mondo di vino vogliamo sempre più precisione, però mi sembra che con la storia che abbiamo, questa precisione non abbiamo mai. No. Non è possibile. È un fatto biologico, quindi non può essere preciso, non c'è niente di cartesiano nella vita, e men che meno nel vino, no? A meno che tu non voglia bloccare proprio con, non so, con la chimica, con il freddo, che ne so, però il vino è una cosa viva per definizione. Certo. Il futuro del rifosco o dei rifoschi cosa vedi? Ma io posso dire, siccome mi piace, non sono mi è sempre piaciuto molto, non so, perché non dipende da me. Dipende da chi coltiva, dipende dal mercato, dipende, adesso sappiamo cos'è che va e non è certo il momento favorevole purtroppo per quel tipo di vino lì, che può essere un ottimo vino da pasto come può essere un vino da elite. Non parlo di dolci, di passiti, no, proprio un vino di vinificazione, diciamo così, classica, normale, no? Certo. Volendo, e di questo ci sono le prove, tiri fuori dei grandissimi vini, molto meglio del Merlot secondo me, cioè che puoi anche farteli strapagare. Facciamo una volta, vorrei tanto fare la cieca, un confronto tra tanti Bordeaux per esempio, un refosco buono dei nostri, e non avrei problemi a dire chi vince, ecco. A parte che non ha senso fare queste cose, ma insomma, però non so, appunto non sono coltivatore, quindi non so quanto ci possa essere interesse dopo proprio economico a fare un grande nero, io lo chiamo nero, non rosso, un grande nero in Friuli, perché da tempo è venuta fuori questa nomea che è una regione bianchista. Io ho sempre apprezzato molto di più i neri del Friuli che non i bianchi, ma questi sono appunto fatti miei personali di quello che piace a me, insomma, no? Abbiamo, sì, volendo, grandissimi toccai, pinot bianchi, figurati. Anche sul Verduzzo si potrebbero fare tante belle cose, perché è un vino molto tannico e questo, secondo me, avrebbe tantissimi vantaggi. Vabbè. Io vedrei sicurissimamente un indirizzo verso quello che si chiama ormai tutti qualità di qua, qualità di là, però con rifosco veramente riesci a tirarla fuori. Devi saperlo fare, metterlo nella zona giusta, però so che viene bene in collina e storicamente, più che provato, viene molto bene anche in pianura. Giusto. Due prodotti diversi, come ovvio, ma è giusto che siano diversi e che siano diversi ogni anno, perché se no non è un fatto biologico. Giusto. Ho dimenticato di chiederti prima, perché quando l'abbiamo parlato sul telefono hai parlato di una zona di rifosco vicino a Portoguaro. Cosa mi hai... ricordami cosa mi hai detto di quella zona lì di rifosco. È facile da dire, o meglio, il mandamento di Portoguaro, cioè quella zona lì, attualmente è in provincia di Venezia. Ok. È passato in provincia di Venezia negli anni di Napoleone circa, forse perché Napoleone ha distrutto la Repubblica Veneta, forse gli ha fatto quel regalo lì, non lo so, non è neanche mai stato scritto niente. Comunque, da Udine, Portoguaro, cioè Portoguaro gravitava su Udine, burocrazia, prigioni, tutte queste cose qua, proprio Friuli era. Vabbè, staccato è passato a Venezia, però quello che è rimasto nella cultura della zona lì, a parte che molti parlano ancora friulano, è rimasta in tanti paesi la brovada, e quella è solo friulana, e lì è rimasta anche la tradizione di fare toccai e refosco, come in tutto il resto del Friuli. Hanno terreni diversissimi, loro li chiamano il Caranto, quella roba lì, che è terreno di pianura, e secondo me tuttora con buoni risultati. Un po' distante, io non frequento tanto la zona, ma da quel po' che vedo, che conosco e che bevo, a me piace, insomma, quel tipo di refosco lì a me piace. Dopo anche il rapporto qualità-prezzo è buono, e i prezzi lì sono mediamente molto più bassi che qua, per dire, almeno da quello che conosco io. No, ecco, bello. Buono, secondo me ho preso già abbastanza del tuo tempo, è stato molto molto interessante, io ho imparato tantissimo, però forse oggi ho imparato che devo un po' lasciare via questa voglia di
categorizzare le cose. Perché prima del DNA, che tutti pensano che con il DNA possiamo capire tutto. Invece se il campione non ha l'etichetta giusta, non si sa niente. Certo. Molto, molto interessante. È una cosa straordinaria il DNA, però rischi di continuare a far confusione volendo, no? Se non porti il materiale giusto di partenza. Ma ormai siamo un po' tardi per tirare fuori il materiale di tanti vitigni che sono scomparsi, perché ti dico, ce n'erano nel vocabolario friulano Nuovo Pirona, ne sono elencati 305 e parlo del 1935. Mm-hmm. Poi io ne ho contati 600, va bene, ma metti che siano stati anche solo 300 o anche solo 200, di quanti ci resta il DNA da fare? Abbiamo fatto il DNA di quanti? Non lo so, ma saranno 10, 15, 20, metti anche che siano 50 viti friulane, metti anche 100, e tutte le altre? Esatto. Dobbiamo andare avanti con queste indagini. Sì, bisogna andare a cercare le viti e via. Sì, questo piccolo vignette di questo, quello, quelli lì, no? Sì, quelle cose di famiglia che esiste solo una dozzina di piante. Sì. Grazie tantissimo. Niente, figurarsi. È stato veramente un piacere, veramente educativo, e spero che non è l'ultima volta che ti vedo sul podcast. E noi ci vediamo ovviamente il 27 di ottobre. D'accordo. Grazie mille. Va bene. È stato un piacere. Grazie.